Non si ferma la corsa di Novara che arriva alla E-Work Arena e travolge Bustarsizio nel derby del Ticino con un rapido 3-0 che non ammette repliche. Un successo che prosegue il buon momento delle gaudenziane che dopo il KO con Conegliano sono tornate a mietere successi. La truppa dell'ex Lavarini mette in campo fin da subito un gioco concentrato, come al solito poggiando le basi sul proprio insidiosissimo servizio e spaziando in attacco. Il compito viene però reso più facile da una Wiba che parte decisamente agguerrita, porta ai vantaggi il primo set, ma dopodiché comincia sempre più ad assomigliare alla brutta versione vista mercoledì con Firenze. La concentrazione e la decisione delle bustocche dura appena un set, poi è un assolo delle piemontesi che fanno il bello ed il cattivo tempo. Alexa Gray basta a stento per stare a galla, mentre Britt Herbots ricomincia qui, da dove aveva lasciato, macinando punti su punti ma con un'altra casacca. Smarjek mette punti facili e difficili, Caterina Bosetti gioca in stato di grazia e Maika Hancock si diverte e inanella anche tanti ace. 2 set che diventano dunque una formalità, con Fenoglio che occupa i time out nel tentativo vano di risvegliare gli animi delle sue farfalle, senza troppo successo appunto. Per la Igor Gorgonzola è il successo in back-to-back e secondo posto consolidato. Per la Unity Work quarto KO di fila invece e crisi sempre più aperta.